Oggi vi propongo gli scones, dei tipici paninetti anglosassoni ideali da servire durante la pausa tè o per l'aperitivo. Aggiungo in una ciotola la farina, il lievito istantaneo per torte salate e il burro freddo da frigo. Mescolo velocemente con le mani in modo da ottenere un composto sabbioso, al quale unirò il parmigiano, un pizzico di sale, il latte, lo yogurt e l'uovo. Mescolo con una forchetta finché il tutto si sarà assorbito. Aggiungo poi un po' di farina sulla spianatoia e impasto con le mani. Non servirà impastare molto, basterà soltanto compattare il panetto. Se risulta un po' ruvido e non troppo uniforme va benissimo così. Allargo leggermente l'impasto con le mani o con un mattarello, poi con un coppapasta o un bicchiere formo i dischi. L'impasto avanzato lo compatto un po' con le mani con altra farina e formo altri dischi. Spennello con un po' di latte e faccio cuocere in forno statico a 190 gradi per circa 10-15 minuti. Ed eccoli pronti, mi raccomando, provatene uno appena sfornato o ancora caldo, sono super morbidi e burrosi. Ancora caldi li taglio a metà e vado a farcire con formaggio spalmabile con un po' di erba cipollina e salmone affumicato. Farciteli però come più preferite. Aspetto la vostra versione.